Eccoci alla seconda parte di Speciality G, la trasmissione del 13 TV dedicata alla geopolitica. Nella prima parte abbiamo visto il generale di Corpo d'Armata Bernardini, l'esperto di geopolitica di storia, che ha spiegato in maniera molto chiara qual è la situazione, gli attuali scenari geopolitici e soprattutto l'attuale anche disordine per certi versi geopolitico. Adesso andiamo sempre nell'ambito del seminario geopolitico di storia, 10° seminario geopolitico, a vedere i diritti linguistici che vanno alle Nazioni Unite, ma soprattutto che si trasformano anche in diritti linguistici digitali. Con chi? Con la professoressa Vincenta Tasafuster, che ha partecipato al seminario di Pordenone, al 10° seminario geopolitico per la pace di Pordenone, con un intervento proprio dedicato ai diritti linguistici, che sono diritti umani e che quindi la dichiarazione dei diritti linguistici scritta da Aurelio Argemì è diventata materiale di lavoro delle Nazioni Unite e approvata dalla Generalitat de Catalunya. Adesso sta subendo un aggiornamento con guida la professoressa Vincenta Tasafuster dell'Università di Valencia, con la quale siamo in contatto, e Istoria l'ha ospitata in questo 10° seminario geopolitico. Buona visione e a domenica prossima, sempre con Speciality G, la trasmissione del 13 TV dedicata alla geopolitica. Invito a partecipare al 10° seminario geopolitico per la pace. È per me un piacere condividere questo seminario con tutti i presenti. La mia presentazione si concentrerà sui diritti linguistici come diritti umani. Nel contesto attuale delle relazioni internazionali, caratterizzato da conflitti armati, da competizione tecnologica e crescente incertezza geopolitica, i diritti umani sono sottoposti a nuove pressioni. Tra questi, i diritti linguistici occupano una posizione centrale, sebbene spesso invisibilizzata. Nonostante il loro stretto legame con la dignità umana, l'identità culturale e la partecipazione democratica. Nei contesti di conflitto armato e di tensioni geopolitiche, la lingua diventa spesso uno strumento di potere e di esclusione. L'imposizione di una lingua dominante, la proibizione dell'uso delle lingue minoritarie o la loro marginalizzazione nei settori dell'istruzione, della giustizia e dell'amministrazione pubblica costituiscono forme di discriminazione che violano diritti fondamentali. In questo senso, la protezione dei diritti linguistici contribuisce non solo alla salvaguardia delle identità culturali, ma anche alla prevenzione dei conflitti e alla costruzione di società più inclusive. L'attuale competizione per il dominio delle tecnologie digitali e dell'informazione pone nuove sfide ai diritti linguistici. Le piattaforme digitali, gli algoritmi e i sistemi di intelligenza artificiale tendono a privilegiare le lingue maggioritarie, generando nuove forme di esclusione linguistica. Garantire la diversità linguistica nello spazio digitale è oggi una condizione essenziale per un accesso equo all'informazione e per una partecipazione effettiva alla sfera pubblica globale. Allo stesso tempo, l'evoluzione delle relazioni internazionali, dei modelli di governanza, segnata dall'indebolimento del multilateralismo e dall'ascesa di politiche nazionaliste, mette a rischio i meccanismi internazionali di tutela delle minoranze linguistiche. In questo scenario risulta fondamentale riaffermare i diritti linguistici come diritti umani universali, non subordinati a interessi geopolitici né a contingenze politiche. L'obiettivo di questo intervento è analizzare il concetto di diritti linguistici da una prospettiva giuridica contemporanea a partire dalla definizione dall'Accademia Valenciana della Lingua, secondo la quale i diritti linguistici costituiscono un insieme di diritti umani
sia individuali sia collettivi, finalizzati a garantire l'uso della lingua in un determinato territorio e sistema politico attraverso l'azione normativa e istituzionale degli Stati. La tesi centrale che struttura l'intera esposizione è che i diritti linguistici non possono essere concepiti come diritti accessori, culturali o meramente identitari, bensì devono essere intesi come diritti umani fondamentali indispensabili per l'esercizio effettivo degli altri diritti e per la qualità democratica degli Stati contemporanei. Sebbene il concetto di diritti linguistici sia oggi ampiamente utilizzato nel dibattito accademico e politico, questo sia stato storicamente poco definito in modo chiaro in ambito giuridico. Per lungo tempo i diritti linguistici sono stati considerati una questione secondaria riconducibile alla sfera culturale o identitaria e non come una componente strutturale del sistema dei diritti fondamentali. In questo senso, la definizione dell'Accademia Valenciana della Lingua risulta particolarmente significativa perché sintetizza 3 dimensioni essenziali. La qualificazione dei diritti linguistici come diritti umani, seconda, la loro natura simultaneamente individuale e collettiva, e terza, è la loro dipendenza dal riconoscimento e dalla garanzia effettiva da parte degli Stati. In primo luogo è necessario affrontare la questione se i diritti linguistici possano essere qualificati a pieno titolo come diritti umani. È vero che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 non contiene un riferimento esplicito ai diritti linguistici. Tuttavia, una lettura sistematica e non nominalistica del testo consente di affermare che tali diritti derivano direttamente dal principio fondamentale di uguaglianza, indignità e diritti, nonché dal divieto di qualsiasi forma di discriminazione, inclusa quella fondata sulla lingua. La Dichiarazione afferma che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti e che nessuna persona può essere discriminata per ragioni di razza, sesso, religione o lingua. Questo principio di non discriminazione costituisce il fondamento giuridico dei diritti linguistici come diritti umani. Inoltre, un numero molto significativo di diritti riconosciuti dalla Dichiarazione Universale presenta una dimensione linguistica strutturale: la libertà di espressione, il diritto all'istruzione, l'accesso alla giustizia, la partecipazione politica e il diritto a partecipare alla vita culturale della comunità non possono essere esercitati pienamente se le persone non possono utilizzare la propria lingua in modo normale e sicuro. Di conseguenza, la lingua non rappresenta semplicemente uno strumento di comunicazione, ma diventa una condizione materiale per l'esercizio effettivo dei diritti umani. In assenza di garanzie linguistiche, i diritti fondamentali rischiano di rimanere puramente formali, soprattutto per le persone appartenenti a comunità linguistiche minoritarie. Questa concezione è stata progressivamente consolidata nel diritto internazionale dei diritti umani. Un primo passaggio rilevante è rappresentato dal Patto internazionale sui diritti civili e politici dal 1966, che l'articolo 27 riconosce il diritto delle minoranze linguistiche a utilizzare la propria lingua e a sviluppare la propria vita culturale insieme agli altri membri del gruppo. Tale riconoscimento introduce una dimensione relazionale dei diritti linguistici, poiché essi possono essere esercitati pienamente solo all'interno di una comunità linguistica. I diritti linguistici, pur essendo esercitati individualmente, presuppongono l'esistenza e la continuità di un gruppo linguistico.
Il vero punto di svolta si verifica tuttavia con la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose o linguistiche del 1992. Questo documento rappresenta un cambiamento di paradigma, poiché stabilisce obblighi positivi per gli Stati. A partire da questo momento non è più sufficiente evitare la discriminazione linguistica. Gli Stati sono chiamati ad adottare misure attive per proteggere l'esistenza, l'identità e la continuità delle minoranze linguistiche, nonché per creare le condizioni necessarie affinché tali comunità possano utilizzare e trasmettere la propria lingua. In questo modo i diritti linguistici vengono concepiti come diritti umani preliminari e necessari per l'esercizio degli altri diritti. La lingua cessa di essere considerata una questione esclusivamente privata o culturale e diventa un elemento centrale della cittadinanza democratica. Un altro asse fondamentale del testo è l'analisi della natura dei diritti linguistici come diritti individuali e collettivi. Storicamente il liberalismo classico ha privilegiato i diritti individuali e ha manifestato una diffidenza strutturale nei confronti dei diritti collettivi, ritenendo che questi potessero entrare in conflitto con la libertà individuale. Questa impostazione ha contribuito alla marginalizzazione giuridica dei diritti linguistici, soprattutto negli Stati caratterizzati da una forte vocazione omogeneizzante e assimilazionista. In tali contesti, la protezione delle lingue minoritarie è stata spesso percepita come una minaccia alla unità dello Stato. Tuttavia, l'evoluzione del liberalismo democratico nel corso del XX secolo e in particolare i contributi del multiculturalismo liberale a partire dagli anni 90 hanno permesso di riconsiderare tale posizione. Da questa prospettiva, l'uguaglianza formale non garantisce un'uguaglianza reale quando le condizioni di partenza sono diseguali, soprattutto sul piano culturale e linguistico. La lingua e la cultura non sono semplici espressioni identitarie, ma strutture sociali fondamentali che rendono possibile l'autonomia individuale. Senza una lingua e una cultura socialmente riconosciute e protette, le persone dispongono di minori risorse per esercitare la sua libertà. Di conseguenza, sebbene i diritti linguistici siano sempre esercitati a livello individuale, essi possono essere garantiti pienamente solo se viene riconosciuta la loro dimensione collettiva, legata alla continuità della comunità linguistica in un determinato territorio. Questa dimensione collettiva non annulla i diritti individuali, bensì li rende concretamente esercitabili in condizioni di reale uguaglianza. Il testo introduce a questo punto il concetto di sicurezza linguistica, fondamentale per comprendere la portata effettiva dei diritti linguistici. La sicurezza linguistica si riferisce alla possibilità di utilizzare la propria lingua in modo normalizzato nello spazio pubblico e istituzionale, senza ostacoli, discriminazione o situazioni di insicurezza giuridica o sociale. In assenza di sicurezza linguistica, l'accesso ai servizi pubblici diventa diseguale, l'esercizio del diritto di difesa in ambito giudiziario risulta limitato e la partecipazione politica si riduce. Pertanto i diritti linguistici non possono essere considerati differiti, simbolici o meramente culturali, ma diritti che incidono direttamente sulla libertà, sull'uguaglianza e sulla dignità delle persone. Nella pratica numerosi rapporti delle Nazioni Unite evidenziano una persistente
discrepanza tra gli impegni internazionali assunti dagli Stati e la loro applicazione concreta. Anche negli Stati formalmente democratici persistono politiche linguistiche assimilazioniste e gerarchiche che contraddicono i diritti umani. Questa situazione è in larga misura riconducibile alla persistenza di concezioni giacobine dello Stato-nazione, che identificano la coesione politica con l'uniformità linguistica, subordinando la tutela delle minoranze alla logica della maggioranza. A titolo conclusivo, desidero evidenziare 3 idee fondamentali. In primo luogo, i diritti linguistici devono essere riconosciuti come diritti umani fondamentali e non come privilegi culturali o concessioni politiche. In secondo luogo, tali diritti presentano una natura simultaneamente individuale e collettiva e possono essere garantiti adeguatamente solo se viene tutelata la continuità delle comunità linguistiche. Infine, il rispetto dei diritti linguistici dovrebbe essere considerato un indicatore centrale della qualità democratica degli Stati contemporanei. Ignorare i diritti linguistici significa accettare una democrazia incompleta, nella quale non tutte le persone possono esercitare effettivamente i propri diritti in condizioni di uguaglianza. Grazie per l'attenzione. Grazie, moltes gracias, Vicetta, super valiente. La scorsa settimana eravamo all'Istituto di Studi Catalans e queste cose sembravano più o meno quasi scontate, ma in realtà molti relatori avevano detto anche che è un periodo comunque invece di cambiamento. Fino al 2000 più o meno c'è stata un'estensione